Buonasera amici di Monday Basket, prima puntata del mese di aprile. Siamo un po' in ritardo, ci giustifichiamo con i nostri fedeli, diciamo, telespettatori, perché comunque è stata una serata un po' intensa. Adesso vi diremo un po' di cose che sono successe. Vado nell'ordine, iniziando dando il buonasera a Giovanni Miceli e Giovanni Pellecchia. Ciao ragazzi. Ciao Ciao Matteo, buonasera a Matteo, tutti quanti. buonasera. E come vedete abbiamo già il nostro ospite di serata che ci accompagnerà in questa puntata, che sarà un po' più corta perché non sto benissimo, quindi diciamo sono reduce da una congestione, indigestione, insomma non si sa bene, colpo di freddo, insomma mi sono ritirato su da qualche ora solo per fare Monday Basket, pensate quanto bene vi voglio. Detto questo, andiamo velocemente scusate, devo presentare l'ospite, vedete che perdo già colpi, il nostro RTT, referente tecnico territoriale, Alberto Zanatta. Ciao Alberto. Ciao, buonasera a tutti. Alberto naturalmente ci racconterà che cosa è successo a livello, diciamo così, di ripartenza per il nostro CTF. Lo facciamo un po' semplice, anche se non è corretto, perché i CTF ufficialmente, poi ce lo dirà, non sono ripartiti, però diciamo per rendercela più semplice a livello di selezioni, che cosa è successo nei 2 o 3 giorni che sono stati a Rovereto. Però noi partiamo prima dalle notizie dell'ultimissima ora. La prima è questa: Massimiliano Menetti non è più l'allenatore della Nutribullet Treviso, è stato esonerato un'ora fa, è stata carissima la sconfitta interna contro la Gevi Napoli, uno scontro diretto che valeva la salvezza. Bruttissima prestazione di Treviso, addirittura 13 punti in 20 minuti, 3 nel secondo quarto, che non è il record negativo di Lega, perché il record negativo di Lega apparteneva ancora per, diciamo così, sfortuna alla Pallacanestro Treviso, quindi alla precedente società trevigiana, che era di un solo punto, e Treviso che quindi adesso è a 2 punti dalla retrocessione, quindi a un baratro. Scelta della società di fermare il rapporto con coach Massimiliano Menetti, che naturalmente paga anche forse per tutti, come purtroppo spesso capita, e dopo adesso vi dirò che cosa succederà. Vi chiedo un parere a tutti, da Giovanni Pellecchia, Giovanni Miceli a Alberto Zanatta, se può essere questa la scialuppa di salvataggio per Treviso. Parto io. È sempre dura commentare l'esonero di un allenatore. Uno, perché immodestamente faccio parte della categoria. Due, perché l'hai accennato anche te, alla fine l'allenatore è sempre il referente e un po' paga per tutti, anche evidentemente colpe non sue, perché probabilmente colpe ce ne sono di tutto l'ambiente, nella costruzione stessa della squadra, in una situazione che si è trascinata forse per troppo tempo e così via. Se sia la soluzione giusta, questo lo saranno i fatti a dirlo. Facendo un paragone calcistico, visto che io sono di Padova, tutti avevano contestato la decisione di esonerare Pavanel perché era a media punti 2,20 a partita. Io compreso, che mi sono trovato a commentare in una trasmissione televisiva, e sta di fatto che poi Massimiliano Oddo, che è il nuovo allenatore, è 6 su 6, è tornato a 2 punti dal Sud Tirol, e lo scontro diretto fra 2 giornate in casa del Sud Tirol, quindi riaprendo completamente nel campionato di Serie B per il Padova. È l'augurio che mi sento di fare per Treviso, fatte le debite proporzioni e fatti ovviamente salvo i diversi obiettivi. Allora, secondo me, condivido il fatto che è sempre, diciamo, l'allenatore in queste circostanze purtroppo a pagare in tutti gli sport, vabbè, soprattutto nel calcio, però in questo caso a Treviso nel basket. Secondo me, se doveva essere fatto, doveva essere, insomma, presa questa scelta, doveva essere fatta prima, perché adesso manca troppo poco per poter permettere a un qualsiasi allenatore, io non sono un allenatore, non ho mai fatto allenatore, ma credo che comunque ci voglia del tempo per permettere ai giocatori, tra l'altro di una squadra che non hai costruito tu, di capire il tuo sistema di gioco e soprattutto creare magari anche una relazione
con i giocatori stessi. Treviso è ancora a 2 punti dalla Fortitudo Bologna, se non erro, quindi ha ancora, diciamo, questo margine di sicurezza, se vogliamo. Però secondo me le cose che mi sento di dire è che va bene, l'esonero ci può stare, purtroppo fa parte del gioco, i risultati non arrivano da tanto tempo, però secondo me andava fatto prima, ecco, non a così poche giornate dalla fine del campionato, perché comunque Treviso a inizio stagione era partita benissimo, vuol dire che qualcosa si è spaccato all'interno dello spogliatoio, non so se tra giocatori o proprio se tra squadra e allenatore, però i segnali c'erano tutti, erano palesi a tutti quanti, e per questo ribadisco, per me se doveva essere fatto andava fatto prima. Alberto, da allenatore, come valuti? Ma sai Matteo, da allenatore è sempre difficile conoscere le dinamiche che ci sono all'interno dello spogliatoio, le relazioni tra giocatori, società e anche tra il rapporto tra i giocatori stessi. Penso che la società abbia deciso di far questo per provare a dare un'ultima scossa allo spogliatoio, cercando di togliere tutti gli alibi che sarebbero potuti emergere continuando con il coach. Quindi sì, non è mai piacevole questa situazione, soprattutto per l'allenatore e lo staff. Adesso non ho idea chi possa arrivare al suo posto, ma spero che ci possa Allora, essere una scossa, insomma. allora introduciamo, io chiaramente condivido, diciamo, le idee vostre, frequentando anche molto l'ambiente trevigiano, una scelta sicuramente è stata fatta molto a malincuore, perché chiaramente con Max Monetti si era creato un rapporto incredibile tra la società, i consorziati, insomma, l'allenatore che ha riprovato Treviso prima in Serie A e poi in Europa, quindi sicuramente un allenatore che non si discute. Probabilmente è una mossa della disperazione, naturalmente ne approfitto per fare in bocca al lupo a Max per il suo futuro, anche se già, voglio dire, un'ora dopo l'esonero, la notizia dell'esonero, si parla già di un suo futuro di nuovo di ritorno a Reggio, visto che con Cagliari le cose non sembrano andare tanto bene, però insomma, questioni che vedremo più avanti. Per il futuro immediato di Treviso, 2 nomi, ballottaggio che si deciderà, crediamo, a questione di ore, tra Marcello Nicola e Cesare Pancotto, quindi due strade completamente opposte, da una parte l'esperienza di Cesare Pancotto, dall'altro il gaucho, la grinta, il carattere di uno che conosce molto bene la piazza e che magari potrebbe parlare più alla pancia dei giocatori che non all'aspetto, diciamo, più tecnico. Non lo so, vedremo cosa deciderà di fare la società, chiaramente, società che potrebbe non limitarsi solo all'arrivo del nuovo allenatore, ma anche provare anche a mettere dentro un giocatore prima della trasferta di Varese, che è una delle poche prossime partite abbordabili per Treviso, che ha un calendario veramente difficile, perché dopo deve fare la trasferta a Sassari, deve andare a Brindisi, deve giocare in casa con Brindisi, e poi ha 3 partite, una peggio dell'altra, che sono la Reyer, il recupero con Milano e la gara contro la Virtus Bologna, che sono un trittico di per sé così quasi impossibile. Però in questo campionato può succedere di tutto, e vediamo se Treviso, che come giustamente dicevate nella prima parte di stagione aveva sorpreso, può ritirare fuori, insomma, quel carattere. L'altra notizia, decisamente ancora meno bella, e che naturalmente è diciamo, una triste notizia per il basket mondiale, perché a questo punto lui era una figura di grande livello, è l'addio a Ferro Scansi, che ci ha lasciato qualche ora fa, coach di livello internazionale, insomma l'allenatore del primo scudetto della Pallacanestro Treviso, quella che insomma forse tu, Giovanni Pellecchia, te la ricordi, quella di Tony Kukoc, Vini del Negro. Giovanni Micelli forse era ancora giovanetto. Me la ricordo bene, perché penso che si diceva di Milano che era la 24esima squadra dell'NBA, Treviso ci andava decisamente dietro qualche anno dopo, insomma. Sì, Vini del Negro, Tony Kukoc, per dopo ricordare Massimo Jacopini, Stefano Rusconi, Nino Pellacani, insomma quella squadra era strepitosa veramente. Ci lascia poi un grande allenatore, ricordiamo l'allenatore che ha condotto l'allora Jugoslavia, qui andiamo veramente con la memoria, io ero piccolino, cioè avevo 10-11 anni, nella finale olimpica, non so tu Alberto se hai memoria di questa cosa, nella finale olimpica contro il primo Dream Team, quello dei Magic Johnson, Michael Jordan, Scottie Pippen e compagnia briscola.
Sì, ho ricordi, ma ero anche abbastanza giovane, anch'io all'epoca. E quindi insomma le condoglianze alla famiglia e chiaramente per tutto il basket italiano, perché insomma Scansi ha lasciato veramente una traccia importante nel nostro basket, lasciando anche poi un'impronta nel basket veneto, perché ha allenato prima a Venezia nel 87-88 e poi quando c'era ancora Dali Pagic, e poi ha allenato a Treviso 3 anni, dal 90 al 93, con prima lo scudetto nel 92 e poi la vittoria della Coppa Italia nel 93. Ecco, questo è tutto quello che è successo negli ultimi 90 minuti prima che ci collegassimo. Direi che insomma vi abbiamo giustificato il nostro ritardo per questa serata con due notizie che sicuramente non sono state notizie bellissime, però chiaramente fanno parte, ahimè, del gioco. Detto questo, andiamo, io direi, subito a chiedere ad Alberto, quindi che cosa è successo in questo weekend. Anzi, partiamo un po' prima, perché ti faccio questa domanda. 26 febbraio 2020, io me lo ricordo anche abbastanza bene, credo anche tu, credo Giovanni Micelli altrettanto bene. Anch'io me lo ricordo bene. Telefonata, forse tua o forse di Andrea Faraboschi, che mi dice si ferma tutto, annuncia sui social che si ferma il trofeo delle province. Mai nessuno avrebbe pensato che da quel momento sarebbero passati 2 anni e 2 mesi per rivedere un allenamento interregionale, perché non è stata poi di giovani maschi e giovani femmine allenarsi, no Alberto? Sì, è stato un brutto momento anche quel febbraio del 2020, in effetti, dove nessuno capiva veramente l'entità e la gravità della situazione quale poteva essere. E purtroppo il basket regionale si è fermato. Diciamo che con l'evento che abbiamo creato, che abbiamo realizzato questo weekend, abbiamo chiuso un po' il cerchio. Nel senso, tutto si era fermato a Rovereto con quel trofeo delle province con i 2007 e abbiamo ripreso questo weekend proprio a Rovereto nella stessa palestra con un'annata più giovane, 2008 maschile e 2007 femminile, ed è stato veramente bello, è stato emozionante, è stato un ritorno alla pallacanestro giocata che effettivamente meritavano i ragazzi di poter affrontare dopo Allora, tutte queste pause. Spieghiamo un attimo allora che cosa è successo in questi mesi, diciamo così, post pandemia, quando è cominciato a vedersi un po' di chiaro. Allora, ufficialmente il centro tecnico federale, che eravamo abituati a conoscere così, non è ripartito, ok? Cioè, le indicazioni da parte di Roma sono ancora, stiamo tutti calmi, pensiamo a fare quello che possiamo, giusto? Esatto. Le indicazioni sono state di cautela, i centri tecnici federali non sono partiti, non partiranno e di conseguenza nemmeno tutte le iniziative ufficiali, i vari tornei. Abbiamo Quindi avuto però la niente trofeo delle no, regioni, niente fabbri, niente tutte quelle cose che conosciamo e che esatto. ci hanno accompagnato nel passato. Sì, però c'è stata data la possibilità alle regioni che volevano di organizzare qualcosa e così grazie al presidente regionale del Trentino Mauro Pederzolli, al nostro Roberto Nardi, siamo riusciti un po' a mettere assieme questa idea di ritrovarci a Rovereto a fare questa 2 giorni. Abbiamo coinvolto anche il Friuli Venezia Giulia, abbiamo coinvolto anche la Lombardia e ci siamo preparati in poco tempo perché la ripresa delle attività è stata ufficialmente a febbraio, perché c'è stato quel blocco, quella chiusura della causa Covid anche a gennaio. A febbraio ci siamo trovati, abbiamo fatto qualche riunione e da lì siamo partiti con gli ultimi allenamenti nel mese di marzo per arrivare a questa 3 giorni di raduno interregionale. Purtroppo, come potete anche immaginare, organizzare tutto in un mese non è stato facile, però bisogna fare i complimenti all'organizzazione, agli staff che sono stati molto bravi e ci hanno dato una grande mano per rimettere in gioco questi ragazzi.
Giovanni e Giovanni, domande e curiosità, perché qui ce n'è da dire, perché parliamo di basket giovanile Sì. che deve ripartire e di annate che rischiamo, tra virgolette, di aver perso, e speriamo di no. Sì, io volevo fare una domanda, nel senso che abbiamo tante volte parlato nel corso delle edizioni passate di Monday Basket, del livello del basket giovanile, come è uscito, diciamo, sta ancora provando a uscire dalle difficoltà del Covid. Quindi la mia prima domanda forse è un po' banale, ma rispetto a come avevate lasciato i ragazzi, li avete visti tanto in difficoltà, nel senso, magari, non lo so, esagero, non so, un terzo tempo non è più così naturale farlo, visto l'inattività, visto le difficoltà, le soste, o siete rimasti stupiti dal fatto che comunque i ragazzi si siano presentati, passatemi il termine, in forma e sicuramente con voglia, ecco. Allora ti dico, l'analisi è un po' difficile da fare perché per esempio l'annata 2008 maschile non l'avevamo assolutamente mai vista perché nel 2020 era ancora mini basket Esatto, sì, praticamente. sì, sì. Sì, sì, era mini basket ancora nel 2019-2020. Quindi abbiamo perso tutti questi 2 anni di lavoro che è stato fatto. Devo dire che come strutture fisiche, anche nel femminile, anche se erano un anno più grandi, ci sono atlete e atleti di interesse. Mi son confrontato anche con Andrea Capobianco e Giovanni Lucchesi in questo weekend e son rimasti piacevolmente stupiti anche loro di trovare un buon livello, se non addirittura ottimo, in certi atleti dal punto di vista tecnico, ma anche dal punto di vista di atteggiamento, con gran voglia, gran agonismo, gran piacere di stare in palestra, perché li abbiamo tenuti in palestra praticamente per 2 giorni interi senza mai uscire, quindi si sono allenati veramente tanto, ed è stato veramente un bel vedere. Piacevolmente la risposta la possiamo riassumere con piacevolmente stupiti. Allora, intanto che gli diamo un po' di tregua, perché sennò stiamo facendo una raffica di domande, giustamente il mio e nostro amico Gianluca Gamma ci ricorda che in realtà noi siamo stati un po' burloni e per la prima volta in 8 anni di ufficio stampa, 9 ormai, abbiamo fatto un pesce d'aprile. Quindi siamo ancora qui, come vedete, quindi, però intanto salutiamo Flavio Camporese che era, lo diciamo giusto perché era all'oscuro del nostro piano di scherzo, uno scherzo che è particolarmente Molto ben riuscito, riuscito. molto ben riuscito perché abbiamo ricevuto tantissime telefonate di tantissime telefonate di preoccupazione nel chiederci che cosa è successo, perché vi siete dimessi tutti e tre, ma non c'è che qualcosa, avete litigato tra di voi, avete baruffato col presidente, ecco va bene. Prossima volta consigliamo di leggere bene i comunique, cioè dal nostro pesce d'aprile vi diamo un suggerimento proprio di cuore, leggete bene tutto nei post dei social, perché se lo leggevate bene si capiva benissimo che era non un fake, ma chiaramente un pesce d'aprile. Non fermatevi alle prime righe perché chiaramente poi sappiamo come si innesca. Però, ragazzi, questa cosa fa capire che, insomma, poi qualche cosa di buono lo stiamo facendo. Siamo apprezzati, siamo molto apprezzati. Diciamo che da uno scherzo siamo tolti, diciamo, delle piccole soddisfazioni perché abbiamo ricevuto un riscontro molto positivo, insomma, nel senso tante persone ci hanno chiamato ed è stato anche bello, dai, è stato sicuramente divertente, ma anche una soddisfazione, dai, possiamo dirlo, per quello che stiamo facendo, insomma, ormai da anni, insomma. Ecco, vedete che il presidente Camporese era già pronto lo staff, qui, qua e qua. Ognuno ha lo staff, scusate, che si merita. Gio Pelle, tu avevi anche tu avuto dei primi riscontri di preoccupazione?
A me sabato uno ha contattato dicendo: guarda, non so se posso mandarlo ancora a te, ma ho un comunicato, e ho detto sì, manda comunque. No, ma John Miceli era stato troppo buono, perché in fondo al comunicato non aveva messo anche comunque il PDF con il pesce da aprire, è evidente. Sì. Quindi Sì, no, c'era il link su eravamo Instagram, dichiarati, insomma, non eravamo... c'era l'hashtag, quindi voglio dire, era proprio super lettura, però insomma, ecco dai, ci ha fatto piacere. Qualcuno era già preoccupato che questa sera a intervistare Alberto Zannatta ci sarebbe stato Flavio Camporese e magari, non so chi, però non credo che ci sarebbe stato Flavio, però comunque purtroppo per voi siamo ancora qui e quindi ci dovrete sopportare. Comunque vabbè, insomma, ecco, ci fa piacere che in tanti stiate seguendo le nostre pagine, quindi avete visto poi anche durante la settimana, durante proprio questo weekend, vi abbiamo aggiornato, e approfitto per ringraziare Piero Svalduz che ci ha mandato tutte le foto della 2 giorni, in modo tale da poter anche immortalare e rivivere quello che è stato comunque un momento di rientro. Gioppelle, hai domande per Alberto? Più che domande e considerazioni, nel senso che l'abbiamo anche testimoniato noi attraverso Monday Basket, insomma i vari ospiti che sono succeduti in questo periodo. L'impressione è che da un male forse possa essere nato un bene, se poi sarà così, nel senso che molte squadre, anche, se vuoi per allungare comunque la rosa, proprio in ottica Covid, se vuoi anche per forse questioni economiche, però hanno reinvestito molto su prime squadre fatte solo ed esclusivamente di giovani. Questo a maggior ragione anche proprio nel femminile, dove abbiamo visto che la Serie C fondamentalmente è un campionato giovanile. Questo dal vostro punto di vista complica un po' le cose, cioè nel senso che voi ovviamente puntate più a una formazione o comunque vi porta un valore aggiunto di ragazzi che quindi sono anche, tra virgolette, costretti a dover ragionare da senior? Ma ti dico Giovanni, quando un atleta riesce a essere seguito sia dal punto di vista tecnico che atletico, che anche mentale, perché parliamo di pallacanestro integrata, e può confrontarsi con i giocatori più grandi, è sempre una cosa positiva. È ovvio che se questo va a discapito della formazione, cioè si allena meno, lavora meno in palestra, questo potrebbe essere un problema. Però se c'è un programma adeguato dove ci sono gli allenamenti costruiti secondo una logica, secondo le prospettive che può avere ogni giocatore, quindi per dare tutte gli ingredienti al giocatore per diventare tale, ben vengano anche le partite senior. Quindi questo è sicuramente un aspetto positivo che hai sottolineato di questa pandemia. Secondo me un aspetto negativo che troveremo anche nei prossimi anni sarà una probabile riduzione degli atleti che dal mini basket passano alla pallacanestro. Questo potrebbe essere un problema che troveremo nei prossimi anni, però. E come mai, secondo te? Perché come movimento non siamo stati tanto attivi in certi periodi rispetto a altri sport, tanti giocatori per svariati motivi non hanno fatto pallacanestro, non fanno sport, anche per scelte familiari, e quindi ci vorrà un po' di tempo e qualche investimento di più da parte delle società, da parte anche della federazione sul mini basket non farebbe male, secondo me, per allargare più possibile il movimento e poi avere più giocatori anche per la pallacanestro, per i settori giovanili. Ora, chiaramente, Alberto, la domanda che è un po' banale, ma non so neanche, diciamo, che mezzi hai per rispondermi. Quali sono le prospettive per il futuro? Cioè, considerando che CTF, almeno fino a settembre, non se ne parla. Il Comitato Regionale Veneto, tu come RTT, hai sempre la possibilità, e lo ricordiamo, di poter andare ospite comunque nelle varie società che te lo richiedano. Ricordiamo che Alberto Zanatta da questa stagione è RTT unico, quindi sia per quanto riguarda le squadre maschili giovanili che anche le squadre femminili. Quindi magari lo spieghiamo e lo facciamo dire a lui,
tutte le società che che volessero avere la possibilità di avere un confronto con lui su un metodo di allenamento per vedere come fanno i ragazzi, possono contattarlo. Dillo meglio tu che io l'ho detto in ostreghese. No, beh, l'hai detto benissimo, devo essere Sì. sincero. Cioè, hai spiegato perfettamente quello che è il mio ruolo in quest'anno, ma anche negli ultimi anni. È quello di poter affiancare, dar qualche suggerimento se per quel che posso agli allenatori, agli staff, ai dirigenti delle diverse società di settore giovanile, ovviamente, sia maschile che femminile. E quindi ti dico già, mercoledì sarò nel Veronese perché sono stato invitato a tenere un allenamento, questa volta non solo a visionare, perché ero già questa società ero già andato un mesetto fa a vedere gli allenamenti, mi hanno ricontattato per poter andare a proporre qualcosa di mio. Quindi ogni settimana ho la possibilità, la fortuna di girare il Veneto a vedere diverse realtà. Poi da qui verso la finale di stagione sto cercando di mettere in piedi un progetto a livello provinciale assieme ai diversi comitati provinciali e a Filippo Borin. Siccome le selezioni provinciali non ci sono più, stiamo cercando un modo per coinvolgere l'annata 2009 maschile e 2008 femminile. Scusa, ti fermo per capire, non ci sono più perché non sono previste quest'anno Quest'anno o non non sono sono proprio previste. più... Ah, ok. Cioè, ci Quest'anno non sono saranno, previste, quando esatto. torneremo alla normalità si potrà... Sì, molto probabilmente si tornerà alla vecchia maniera con i referenti provinciali e gli staff provinciali. Adesso purtroppo quest'anno non ci sono, quindi l'iniziativa che stiamo cercando di mettere in piedi è coinvolgere i diversi CNA provinciali, comitati, scusate, provinciali, e fare una serie di allenamenti a libera partecipazione per queste annate 2009 maschile e 2008 femminile, dove si può vedere il maggior numero di atleti possibili e cominciare a conoscerli, insomma. Ecco, ti faccio una domanda che un po' l'avevo buttata lì. C'è il rischio che questi 2 anni di pandemia, di allenamenti fatti poco, di partite giocate pochissimo, facciano perdere delle annate, dei prospetti sia in campo maschile che in campo femminile, dove mi sento di dire che il campo femminile è quello che rischia di più, avendone già poche e non avendo poi una platea così vasta? Sì, la risposta è sì. Cioè, la dispersione c'è sempre stata e adesso a causa Covid ce n'è sempre di più, ce n'è stata sempre di più in questo periodo. Atleti se ne sono persi, veramente diversi motivi, non esclusivamente legati alla pandemia, ma magari legati anche a la paura o la diffidenza che possono avere certe famiglie nel riportare i figli in palestra questo periodo. Il femminile, anche quello, con le dovute proporzioni, può avere dei problemi perché appunto i numeri sono minori rispetto al maschile, quindi quando cominceranno a mancare qualche atleta di più, c'è un problema, in effetti. Va bene, ti lasciamo un attimo tranquillo, intanto noi andiamo a fare una prima carrellata su quello che è successo in questo weekend. Parto da Giovanni Pellecchia, che ce l'ho di qua, ok, vedete che è tutto storto. Gio, campionato di Serie B maschile. In Serie B maschile andava in onda il derby tra Jesolo e Mestre, è stata una bellissima partita. Mestre sostanzialmente l'ha condotta dall'inizio alla fine, al 23esimo e al 24esimo ha toccato il suo massimo vantaggio sul più 18. Jesolo è riuscita a riaprire la gara portandosi a meno 3 a 20 secondi dalla fine e recuperata palla dopo l'attacco mestrino ad avere 2 volte anche il tiro per la vittoria, che però purtroppo non è andato. Ricordiamo che mercoledì nel recupero Jesolo aveva battuto sostanzialmente nella stessa maniera, anche se Virtus Padova non aveva dominato come Mestre, però aveva fatto a lungo l'andatura, aveva vinto appunto in volata proprio con Virtus Padova un recupero dei 2 che Jesolo doveva ancora disputare.
Al di là del derby, Aspetta che ti fermo. Alberto, quanto risenti delle vittorie e sconfitte di Andrea Ferraboschi durante la settimana? Ne risento, nel senso che quando non mi risponde al telefono so che non va bene. C'è qualcosa che è andato storto. Ricordiamo e salutiamo Andrea Ferraboschi, allenatore della Gemini Mestre, ma anche il nostro responsabile CNA e quindi di riferimento il capo Uber Alles per quanto riguarda anche la parte delle selezioni. Vai Gio. Giocavano in trasferta invece Rucker San Bernardino e Vicenza, hanno vinto entrambe. La Rucker sul campo di Olginate, Vicenza a Crema, e quindi confermano, anzi nel caso di Vicenza confermano nel caso della Rucker che è quarta in classifica, e nel caso di Vicenza addirittura migliora la sua posizione perché aggancia Fiorenzuola ed Desio al sesto posto, e Desio sarà proprio ospite del fine settimana a Vicenza. L'unica sconfitta è quella della Virtus Padova, che però a onor del vero giocava sul campo dello Juvi Cremona, secondo in classifica. Sconfitta tanto più amara perché la Virtus era partita davvero bene, alla fine del primo quarto e all'inizio del secondo aveva toccato anche il più 12, poi invece Cremona, che è anche la migliore difesa del girone, è rientrata con tutt'altro spirito, con tutt'altro piglio, e ha annichilito i neroverdi nella terza frazione, chiudendo la 30-10 di parziale, e per un totale 90-71 di risultato finale. Per la Virtus è la quinta sconfitta consecutiva. Passando dal maschile al femminile, è stato un weekend intenso per la voce di Giovanni Vicelli, che ci ha fatto la bocca per 35 minuti. Aveva voglia di mettersi della crema, il gelato alla crema, e invece niente. E invece hai saltato il dolce. Hai saltato il dolce. È diventato amaro. No. Amaro, esatto. Sono andato diretto all'amaro. No? No, comunque. A parte le battute, è stato un weekend a livello femminile non positivo, diciamo, perché parliamo di campionato di Serie A2, su 4 squadre hanno perso in 3. L'Alpo Basket ha perso sì contro la capolista Crema, ma è stata una partita, io che ho avuto la fortuna di commentarla, incredibile, con Alpo che è stata avanti veramente 35 minuti, anche con 10 punti di vantaggio, mi sembra 7-8 minuti alla fine della partita. Poi l'esperienza di un allenatore come coach Diamanti dall'altra parte ha messo la box and one con Sofia Marangoni, che era stata letteralmente illegale nei primi 3 quarti di partita, poi ha chiuso con 26 punti, e lì ha messo molto in difficoltà purtroppo l'Alpo Basket. Crema, che poi con il suo potenziale offensivo ha fatto un parziale di 15-0 e di fatto ha recuperato tutti i punti, andando a vincere poi di 5 punti ad Alpo, che però se va avanti così ci farà divertire, mi permetto di dire, nella post-season, un vero playoff che sta cercando di raggiungere la Tua Ponzano, che però è inciampata a sorpresa sul campo dell'ultima in classifica Torino, in netta ripresa, la seconda vittoria, se non consecutiva, comunque la seconda vittoria stagionale proprio contro Ponzano, con però Treviso che prontamente risponde, vince a sua volta contro Carugate, mantiene 4 punti di vantaggio sull'ultima posizione, che vuol dire retrocessione diretta, e soprattutto aggancia al penultimo posto un'altra squadra veneta, che è Vicenza, che è tornata a giocare questo weekend dopo tanti problemi con il Covid, perdendo uno scontro salvezza contro il Basket Club Bolzano, e appunto vedendo Bolzano allontanarsi a 6 punti di distanza, però comunque verosimilmente saranno Treviso-Vicenza contro le 2 bolzanine a giocarsi play-out, poi vedremo cosa succederà in queste ultime partite. Parentesi su Ponzano che come detto sta lottando per i play-off, e si giocherà di fatto i play-off settimana prossima. Adesso Matteo aiutami tu, non so se al Palacicogna o a Prossime Mantova. 2 partite, mercoledì c'è il recupero con Vicenza, quindi dopodomani recupero con Vicenza, e sabato c'è la sfida con Mantova. Sono le 2 partite spartiacque per la squadra di Anna Zimmerle. Esatto. In caso dovessero arrivare risultati positivi in entrambe le gare,
sicuramente Ponzano avrebbe la certezza di fare i playoff e poi si potrebbe giocare il piazzamento anche per evitare magari proprio l'incrocio con Crema. È evidente che Ponzano, lo dico insomma anche da diretto interessato, non può essere quella vista contro Torino, diciamo, facendo che ha fatto un po' arrabbiare tutto l'ambiente bianco-verde, per insomma una prestazione ampiamente sottotono, quasi diciamo così a tratti arrendevole contro una squadra insomma che comunque dall'altra parte non vuole arrendersi a rimanere, a essere già retrocessa, e l'ha dimostrato. Ponzano tirato male, tirato col 20% dal campo, insomma serata da dimenticare. Speriamo che possa andare presto in dimenticatoio, anche perché ci sono queste due grandi occasioni. E quindi abbiamo fatto anche la nostra parentesi sui campionati nazionali. Noi torniamo da Alberto con la domanda, Albe, che abbiamo fatto a tutti i nostri ospiti, e quindi la facciamo anche a te. Quanto secondo te sta influendo o influirà o ha influito l'aspetto Covid sugli atleti, le atlete, i tecnici e su quello che poi di per sé sarà il movimento giovanile del nostro futuro, perché noi stiamo parlando del futuro della pallacanestro italiana? Beh, in parte ti ho risposto anche prima. Secondo me la fascia d'età del mini basket e dei primi anni di under 13 e 14 hanno un po' sofferto in effetti. E poi la mancanza di partite, questo è stato sicuramente un aspetto difficile da colmare. Una cosa però positiva, che possiamo dire positiva, è forse la riscoperta del basket giocato all'aperto. Quindi magari il movimento del 3x3 potrebbe essere una chiave importante per dare una scossa al movimento, fare un po' di pubblicità, tornare a giocare nelle piazze, nelle grandi città, per coinvolgere più possibili ragazzi, insomma, ragazze. Questo potrebbe E essere una... Dimmi, una scusa. soluzione, e quindi proprio in base a quello che dici, ci potrebbe pensare anche a delle selezioni, anche un lavoro sul 3x3 che non si è mai fatto anche a livello, dico, di selezioni regionali? Allora, con i CTF in passato durante gli allenamenti abbiamo sempre introdotto durante gli allenamenti una parte di 3x3 per far conoscere appunto ai ragazzi questa disciplina. Era nell'aria un'idea che è ancora tale, non è ancora niente di concreto, però si stava parlando di proporre un 3x3 verso la fine di giugno, nel mese di giugno, per qualche annata di giovanili, qualche torneo tra regioni, in modo da poter fare anche questa esperienza. A livello comunque come squadre aperto, diciamo, non tra regioni. Organizzarla a livello regionale come se fossero delle selezioni, chiamiamole così, regionali, e confrontarci con le altre regioni, giocando però 3x3, quindi facendo degli allenamenti specifici per il 3x3, e appunto con tutto pallone, regolamento e via dicendo. Tra l'altro una cosa che potrebbe piacere anche a Andrea Capobianco, che insomma del 3x3 insomma qualcosina sa. Direi proprio di sì. Ragazzi, avete altre domande per Alberto? Visto che ce l'abbiamo qua, sfruttiamolo, se no già Sì. abbiamo un to' rincorrerlo. Abbiamo parlato in maniera molto generica, però secondo me è interessante per chi ci guarda, per chi ci sta ascoltando, tornare a parlare un po' di questi giorni che avete fatto a Rovereto. In una sintesi, insomma, vedi tu come vuoi gestirla, insomma, racconta un po' quello che esattamente avete fatto in questo ritorno così importante, comunque, anche se diciamo non ufficiale, diciamolo, però comunque è sempre un ritorno, e quindi mi sembrava anche carino, insomma, che tu raccontassi un po' quello che è stato fatto con i ragazzi, insomma, in questi allenamenti, ecco. Allora, è stato un momento di confronto, quindi non di competizione tra regioni, è stato un momento di incontro e di confronto. Siamo andati a Rovereto, ogni regione, eravamo appunto 4 regioni, Veneto, Trentino, Friuli e Lombardia,
con 10 atlete e 10 atleti, femminile annata 2007, maschile annata 2008, e abbiamo lavorato sabato mattina, sabato pomeriggio, domenica mattina, facendo 3 allenamenti al mattino, 3 al pomeriggio, e domenica pomeriggio abbiamo fatto delle mini partite. Questo però non ogni regione a sé stante, abbiamo mescolato i gruppi in modo che i ragazzi si potessero confrontare anche con gli atleti delle altre regioni, cominciassero a conoscersi tra di loro, a competere tra di loro, e soprattutto anche gli staff hanno visto atleti di altre regioni, quindi è stato un bel momento formativo, secondo me, anche per gli allenatori stessi, e spero che possa essere stato così. C'è stato un discreto pubblico al seguito, non tantissimo. Qualche giovane allenatore si è visto che ha voluto fare una mezza giornata o una giornata intera per venire a vedere qualche allenamento dei responsabili tecnici anche delle altre regioni, quindi è stata una bella 2 giorni, molto molto intensa, devo dir questo, perché devo ancora recuperare appieno dalle fatiche in palestra, insomma. Ti vediamo fresco e riposato, infatti. Vero? Gio Pelle? Ecco. No, visto che hai introdotto il discorso anche delle altre regioni, no? Nel senso che quando si arriva penso all'interzona o comunque al confronto con squadre di altre regioni, alle volte si coglie proprio, per quanto uno magari cerchi di documentarsi, videotape, così, anche un modo diverso di interpretare il gioco. Questo dal punto di vista invece strettamente individuale dei ragazzi, voi vi siete confrontati, vi siete comunicati, c'è qualche regione che cavalca di più qualche fondamentale o il modo stesso di insegnare i fondamentali rispetto ad altri, cioè che differenze ci sono quando poi avete queste opportunità di confronto e di interscambio? Ma è divertente questa domanda, perché effettivamente si dice che certe regioni sono più brave a far qualcosa. Mi viene in mente, nelle Marche si dice sempre che escono dei bravi playmaker, questo perché difficilmente si trovano giocatori di statura che possono diventare dei giocatori interni. Poi delle differenze vere e proprie effettivamente non ce ne sono dal punto di vista tecnico. Questo dipende soprattutto dal materiale fisico e atletico che possono avere, il bagaglio atletico che può avere ogni giocatore di ogni regione, quindi questa è la differenza. Ovvio che se hai giocatori di una certa struttura fisica ti concentri per poterli fare giocare in un ruolo che è più idoneo a loro, insomma, in futuro. Quindi l'esempio delle Marche è escono dei playmaker perché effettivamente allenano molto i fondamentali e quel ruolo lì, perché le strutture fisiche non sono giocatori di 2,10 metri come possono esserci nelle nostre regioni o nelle nostre province. Ce ne sono parecchi, in Lombardia ce ne sono, anche qui nel 2008 ce n'erano parecchi di alti, insomma, anche in Trentino abbiamo visto le interessanti strutture fisiche. Allora, diamo un attimo una seconda tregua ad Alberto prima del rush finale, e invece non diamo tregua a Giovanni Pellecchia, a cui chiediamo una cosa diversa dal solito, Gio, visto che insomma la chiacchierata con Alberto sembra anche interessare molto i nostri ascoltatori. Se ci fai una super rapida sintesi delle cose più importanti successe nei nostri campionati, magari partendo dalla C-Gold, e se dopo hai qualche altro spunto degli altri campionati. Sì, beh, in C-Gold, visto che ho anche la fortuna di esserci passato, non l'ho vista tutta, quindi non voglio prendermi responsabilità che non ho, però sono passato a vederla. Si giocava a Mortise lo scontro UBP Piani Bolzano, l'UBP ha vinto e sostanzialmente quindi ha ancora non matematicamente, ma di fatto sì, blindato il suo primo posto, che ovviamente vuol dire anche il primo posto nella griglia playoff, anche perché contemporaneamente Montebelluna è
è stata sconfitta in casa dallo Jadran Trieste nello scontro tra seconda e quarta, e quindi scivola a 4 lunghezze e lo 0-2 nei confronti diretti rispetto all'UBT. In C-Silver Play Basket Carré dell'amico comune anche ad Alberto, Daniele Rubini, ha vinto lo scontro diretto con Pieve, con Basket Pieve 58-50, quindi sale al primo posto in classifica, anche se Daniele, con cui mi sono messaggiato a fine partita, già metteva le mani avanti perché ha avuto 2 infortunati nell'arco della partita, e quindi dice ma non finisce mai, insomma, solite cose di noi allenatori. Però certo che è stato sicuramente un risultato molto importante, perché era uno scontro diretto e perché sappiamo che la prima di C-Silver va su diretta. In C-Silver parte invece pool salvezza, non si è potuto disputare ancora quello che sostanzialmente era un big match, e che sappiamo anche per quello che ci spiegavano 2 settimane fa dall'ufficio gare. La prima della pool salvezza della C-Silver in realtà è l'8ª dei playoff promozione, e non si è potuto disputare lo scontro diretto tra Ormelle e Salzano per i problemi di Covid di Ormelle, che è già la seconda gara rinviata. In pool salvezza vittorie importanti di Resana, BAM nello scontro con gli ultimi in classifica del Martellago Lido, e dello Zappi Petrarca in casa con il Litorale Nord. In Serie D, da registrare la sconfitta, la seconda nell'arco di 15 giorni, e quindi per questo fa ancora più scalpore, di Rovigo, in uno scontro diretto in quel di Schio. Adesso Schio è a 2 sole lunghezze. Ricordiamo Rovigo martellata dal Covid, anche lei. Rovigo sicuramente martellata dal Covid, certo. Che altro? Ti ho interrotto. Sì, non stavo pensando in Serie D cosa era successo di particolare, però... No, e la cosa curiosa invece è che nella pool promozione di Serie D, nel girone, scusate ma io mi perdo, nell'altro girone, se questo di Rovigo diciamo è l'Ovest, l'altro può essere l'Est, forse in questo momento si chiamano Oro e... Beh, adesso vedremo come si chiamano. Comunque, ti aiuto. In questo momento ci sono 3 squadre appaiate al primo posto, perché Fiamma Venezia ha agganciato Paese e Castellana. Sì, esatto, quindi Castellana, Fiamma e Istrana. Sì, il dubbio era proprio sul nome del girone, sì. però... Promozione est, sì, dai, quindi l'abbiamo risolto. Come sempre rapido e efficace il nostro Giovanni Pelleca, che ci ha fatto un sunto di tutto quello che, non tutto, ma chiaramente insomma la panoramica. Non vi abbiamo parlato dei campionati femminili, sapete che non ci stiamo dentro a parlarvi di tutto, ogni settimana c'è qualcuno che ci scrive ma oggi non hai parlato di questo, e l'altra volta non avete parlato di quell'altro, non ci stiamo dentro. Parlando, scusa Matteo, lo introduciamo soltanto, sabato per la Serie B femminile ci sarà Futurosa Trieste, Lupe San Martino, che è lo scontro al vertice. Lupe in questo momento è prima da sola, ma Futurosa ha dovuto rinviare la gara che era in programma sabato, e quindi sostanzialmente possono essere ancora da pari. E sabato ci sarà lo scontro diretto, se non vado errato, alle 18:30 a Trieste. Bene, quindi abbiamo anche fatto un rapido accenno per quanto riguarda i campionati femminili. Naturalmente ci ritorneremo su con notevole calma. Torniamo da Alberto per prepararci insomma al rush finale. Alberto, abbiamo toccato chiaramente un po' tutto, no? È chiaro che è in una fase di ripartenza. Io ti faccio un'altra domanda. Tu hai la sensazione che questa possa essere un'occasione per cambiare qualcosa del modello CTF, trofeo delle regioni, selezioni regionali, modus di diciamo così osservazione dei ragazzi e delle ragazze, migliorabile, perfezionabile, cambierà qualcosa a livello nazionale? Non lo so, ti butto lì un po' questa idea. Diciamo che al di là del momento pandemico che abbiamo vissuto, comunque ogni anno c'era sempre un qualcosa da poter, qualche idea nuova da poter introdurre, qualche concetto diverso da sviluppare o qualcosa da vedere di nuovo.
l'abbiamo notato anche in questi 2 giorni, dove un momento di confronto così così intenso, così anche tecnico, non l'abbiamo sempre fatto, quindi è un momento sicuramente da riprodurre, da riproporre anche in futuro, e può essere veramente interessante. Poi per quanto riguarda Roma, sì, ci sono sempre diverse notizie, non si sa mai se siano vere o meno vere. Adesso aspettiamo un po' i prossimi mesi, vedere se ci sono se ci potranno essere dei cambiamenti per quanto riguarda il settore squadre nazionali, e poi da lì vedremo insomma il ruolo degli RTT ed eventualmente il ruolo dei centri tecnici federali. Sicuro, a mio parere, è un modello importante da portare avanti, quello dei centri tecnici federali, perché è un vero e proprio momento di confronto dove si può integrare, si possono vedere delle metodologie di allenamento che magari non si vedono spesso, si possono vedere atleti che tra di loro non si confrontano se non esclusivamente in partita. Può essere un momento di confronto anche con i preparatori atletici o gli arbitri, non solo tra allenatori. Quindi quello dei centri tecnici secondo me è un momento formativo di assoluto valore, anche per i giovani allenatori che stanno approcciando la pallacanestro. Parlo chi inizia a fare il corso allievo allenatore o il corso allenatore di base. Secondo me riescono a vedere un po' di programmazione, di progressioni didattiche, quindi ritengo che il centro tecnico sia una cosa che debba essere mantenuta e sicuramente migliorata, però anche pubblicizzata e incentivata di più sicuramente. Ecco, tra l'altro un aspetto importante da comunicare alle società che devono magari viverla una convocazione di un proprio atleta non con l'ansia di dire oh mio Dio, perdo un ragazzo per una sera di fare allenamento o per un weekend non ce l'ho. Credo che questo sia forse, no, Alberto, il cambio di mentalità che dobbiamo fare, andare oltre un po' l'orticello che un po' tutti noi abbiamo in bontà, perché siamo tutti cresciuti con la passione per quello che facciamo, e vedere anche l'interesse che c'è oltre. No, devo dire la verità, questo ormai sono 6 anni che sono RTT, mi pare, è un bel po'. Non RTT unico, RTT unico dal 2019. Nei primi anni, devo dirti la verità, sì, non era così facile poter vedere spesso gli atleti. Adesso con questa ripartenza c'è stato ho visto molto entusiasmo anche da parte di diversi allenatori, diverse società che mi hanno contattato per magari segnalarmi degli atleti o per invitarmi a vedere il loro settore giovanile. Quindi questo mi ha fatto veramente piacere, e spero che il lavoro possa andare avanti in questo senso. Giovanni Pellecchi e Giovanni Miceli, ultimo giro, che questa sera chiudiamo al gong del scoccare del 60° minuto. Vai Gio, devo pensarci un attimo. No, beh, solo Domande facili però. Una chiosa a questo discorso di Alberto. Io credo, almeno per quello che respiro e per la mia esperienza, che il limite, cioè la preoccupazione non sia tanto nei confronti di queste selezioni regionali, chiamiamole così, ma quanto proprio in quelle provinciali, perché lì sì, si innescano spesso delle rivalità, delle cose, quindi no, non te lo mando perché no, perché il selezionatore della squadra, mentre a livello regionale anzi vedo che spesso le società stesse condividono la notizia dei ragazzi convocati o attenzionati anche nelle loro pagine Facebook, quindi penso che insomma, lo ritengano assolutamente un'opportunità di crescita. Sì, in effetti sì, il ragionamento è giusto, secondo me sì, la vedono come una... Poi bisogna sempre capire il fine ultimo, che è quello dell'atleta, della crescita dell'atleta. Quindi è sempre, dal mio punto di vista, è sempre un'opportunità persa non mandare un atleta a un allenamento di selezione o un centro tecnico che sia.
perché appunto bisogna pensare al bene del giocatore, non al proprio orticello, come dicevate prima. Ce l'ho, non pensavate che ce l'avessi, ma ce l'ho. Allora, no, ho pensato, pensando, no, in questi momenti che Joe faceva questa domanda, abbiamo parlato, no, degli allenamenti, del fatto che comunque c'è una programmazione per raggiungere un obiettivo che è la crescita del giovane atleta. Io credo che però sia fondamentale nel percorso di crescita di un giovane, non essendo allenatore, avendola vissuta proprio come da giocatore, la partita. Il fatto che sia stati annullati tutti i tornei storici che hanno fatto la storia delle selezioni regionali di cui abbiamo parlato tutta la sera può influire per queste annate, perché magari recupereranno in futuro, questo non possiamo saperlo, però non avere il confronto diretto Lombardia-Veneto, Veneto-Umbria o chi vogliamo. In questo momento sì, a livello di allenamento sicuramente c'è un lavoro importante, però alla fine forse manca purtroppo ancora la vera ciccia dello sport, chiamiamola così, ovvero l'adrenalina di dire oh, sto giocando per il Veneto, una selezione, il trofeo delle regioni, un trofeo importantissimo, e queste annate probabilmente, nonostante abbiano avuto queste possibilità su questo weekend, non avranno la possibilità però effettivamente di mettere a frutto quello che hanno imparato e hanno migliorato in questi giorni. Può influire questo nel percorso di crescita? Non lo completa o lo completa in una maniera differente? Beh, sicuramente influisce nel percorso di crescita perché sono momenti di confronto, di competizione a un'età che è quella dell'Under 14, importante. Se pensi che l'ultimo trofeo delle regioni, che è quello che abbiamo vinto noi come selezione del Veneto, è stata con l'annata 2005, quindi l'annata 2006 non potrà più non lo farà, l'annata 2007 nemmeno, e anche l'annata 2008. Quindi sicuramente purtroppo questi atleti non avranno questa esperienza. D'altro canto devo dirti che non è che non sono tanti atleti che hanno la fortuna di poter fare il trofeo delle regioni, perché vai con 12 atleti, certo. al massimo 15. Dopo dipende dai periodi, dai regolamenti. Quindi ti devo dire che ci sono molti atleti che escono dal trofeo delle regioni, ma ce ne sono tanti che non l'hanno fatto e che sono diventati giocatori di alto livello comunque. Quindi è un momento di confronto che sia importante, però è importante la metodologia, la quotidianità che dai agli allenamenti e al miglioramento individuale. Sicuramente questo è fondamentale. Poi la competizione a livello regionale, anche a livello nazionale, è il punto esclamativo di sicuro per quanto riguarda le esperienze, però ci sono anche tanti giocatori che sono di altissimo livello, che giocano in A2, che non hanno mai fatto un'esperienza con la nazionale, eppure parlo di nazionale giovanile, e sono usciti magari molto tardi, soprattutto nel maschile. Noi abbiamo giocatori che escono a 20-22 anni, maturano tardi e pur non avendo fatto esperienza di nazionali di selezioni riescono a giocare ad alto livello, quindi è abbastanza soggettiva la cosa. Certo che è un peccato perché sono esperienze indimenticabili, quella del trofeo delle regioni intendo. Tra l'altro, collegandomi a quello che dici tu, vedremo anche il lavoro che riuscirà a fare Gianmarco Pozzecco, a cui è stata affidata la guida della nazionale Under 23, e vedremo, perché insomma si parla anche addirittura di Pozzecco in ottica di un post futuro nazionale, insomma, dopo un Meo Sacchetti, anche se insomma i nomi ce ne sono tanti, c'è quello di Walter Raffaele, il ritorno di Ettore Messini, insomma, tantissimi, ma chiaramente credo che la figura di un tecnico molto focoso, chiamiamolo così, ma molto bravo, che comunque ha fatto molto bene e che quest'anno sta facendo altrettanto bene come vice di Messina, potrà sicuramente essere di giovamento per tanti giovani atleti che, come dici tu, magari non hanno avuto l'esperienza giovanile, ma se la stanno facendo in questi ultimi anni. Sì, sì, assolutamente vero, che poi Pozzecco è focoso, ma con Messina secondo me ha potuto fare un'esperienza formativa dal punto di vista tecnico incredibile.
ed è importante quella fascia che va da fine settore giovanile a campionato senior. Quella è una delle fasce più delicate assieme al passaggio mini basket, dove c'è molta dispersione, si rischia di perdere degli atleti ed è importante cercare di, come dicevate prima, il Covid ha portato società senior ad avere molti giovani, questo sì è importante, perché appunto la fase di passaggio fine settore giovanile, prime squadre è molto delicata, perché finisce la scuola, perché si va all'università, magari non c'è la possibilità di giocare vicino a casa, quindi mi devo trasferire. Ci sono diverse componenti che si rischiano di perdere moltissimi atleti che possono essere interessanti. Bene, allora intanto grazie ad Alberto Zanatta che adesso lo lasciamo anche lui andare a recuperare un po' di energia dopo questi 3 giorni a Rovereto. Grazie di essere stato il nostro ospite. Vi ricordiamo naturalmente, se volete che Alberto venga a visionare, a fare un allenamento nelle vostre società, potete contattarlo. Non so Alberto se ti posso contattare direttamente o tramite CNA. Mi possono contattare direttamente tramite CNA, che dopo mi gira la mail, in tutti i modi possibili, c'è la possibilità. O anche direttamente via mail rpt@veneto.fit.it. Ecco, perfetto, così avete anche l'indirizzo, quindi non tiratevi indietro, soprattutto adesso che insomma le vostre squadre si hanno ripreso, insomma quasi tutti con i campionati stanno andando, insomma potrebbe essere una buona occasione di crescita. Alberto, grazie di essere stato con noi questa sera e naturalmente in bocca al lupo per il grande lavoro che avrai da fare tu assieme a tutto il tuo staff. Grazie a voi per l'invito e crepi il lupo. Giovanni Pellecchi e Giovanni Miceli, grazie ragazzi di essere stati qui, stasera sono stati quasi giusti. Dopo tanti ritardi. No, abbiamo sparato la settimana scorsa e siamo stati richiamati all'ordine giustamente. No, anche perché non credo di avere più energia di queste. Grazie mille davvero Alberto per la chiacchierata, che penso anche per chi ci ha visto, perché avrà avuto la fortuna di averci visto, penso sia stato davvero interessante. Grazie. Grazie a tutti voi, naturalmente buona settimana di basket, seguiteci sempre, se non avete visto le foto della 3 giorni di Rovereto andate su Facebook e su Instagram perché Giovanni Miceli vi ha riempito delle foto grazie a Piero Svalduz di tutte le foto, c'è un bellissimo anche selfie, diciamo così, visto da dietro delle ragazze e dei ragazzi fatti con Giovanni Lucchesi, insomma andate a vedere se non le avete viste, tutto il resto sapete che lo trovate su Palla 2, vi diciamo con informazioni di servizio. Nel frattempo, se volete andare a vedere sul sito regionale i risultati dei campionati, non li trovate, il sito è in fase di non ristrutturazione, lo stanno un attimino sistemando in queste ore, quindi per qualche ora i risultati non ci sono, quindi non preoccupatevi, non sono spariti i campionati, non è annullato tutto, è solo un momento di stand by della parte dei risultati del database nazionale, quindi tutti i siti, non solo il nostro, sono in fase di risistemazione. Grazie Giovanni, grazie Alberto, buona settimana di basket a tutti e ci vediamo settimana prossima con Monday Basket. Buona serata a tutti. Buona serata. Buona serata.